Comunque c'è il partito, voglio dire, il Partito Socialista ha vinto le elezioni 4 anni dopo, nel 94, ha stravinto le elezioni col 50% dei voti e suffragi, col 54%, dopo appunto il fiasco del primo governo, del Foro Democratico, perché non si poteva pretendere che in 4 anni, dopo 50 anni di più o meno, dopo 70 anni, non 50, di dittature varie, governi più o meno autoritari, regime di destra, poi di sinistra, colonizzazioni varie, super industria pesante, eccetera, sbagli nell'economia, come ho detto prima, il raddoppio del debito pubblico e tutte queste cose non si poteva certamente in 4 anni di governo del Forum, i cui ministri, il Forum in mano anche a un partito di inesperti, perché gli esperti politici, statisti, esperti si trovavano nel Partito Socialista e nell'SDS, nell'Alleanza dei Liberi Democratici, non nel Forum. Poi c'è stata la morte prematura del primo ministro nel 93, morto, no, malato, muore nel 93. E certo che in 4 anni abbiamo una discesa del PIL del 18% e una discesa della produzione del 20-28%, mi ricordo, quindi c'è una fortissima crisi economica e fa tornare al governo i socialisti, post-comunisti, come vediamo che sono post-comunisti, ecco, sono sempre derivati dal Partito Socialista Operaio, che ritornano nel 2002 e con grande sorpresa nel 2006. È data per scontata la vittoria dell'alleanza dei liberi, dei giovani democratici, la Fidesz, insomma, di Viktor Orban. È data per scontata la sua, anzi fino al 2002 aveva funzionato la legge dell'alternanza tra destra e sinistra, proprio una vera democrazia. Nel 2006 vengono confermati i socialisti. Oggi c'è, da pochi giorni, dal 14 aprile, c'è un nuovo primo ministro che era l'ex ministro dell'economia, dopo insomma l'economia ungherese insomma, in crisi paurosa, tutto alto, deficit, debito pubblico, tutto debito estero, tutto quello che volete, tutti i parametri, l'inflazione è sempre stata in questi anni, dall'89 in poi altissima, disoccupazione che prima non c'era, sempre di più. Il ministro dell'economia del governo Giurgian viene promosso primo ministro, ma era difficile per lui poi trovare dei... Ma si faranno elezioni anticipate? Adesso il governo c'è, il partito, no, anche se i sondaggi, domenica ho sentito, i risultati, dunque il partito di Viktor Orban è accreditato del 70% contro un 18% del Partito Socialista, quindi sceso dal 40% alle ultime elezioni, è sceso al 18%. Scompagna il Foro Democratico, pensate, il Foro Democratico aveva vinto le elezioni nel 90 con più del 40%, è sceso all'ultima elezione al 2,9%, adesso è scomparso, è rimasta solo la sua anche qua sarebbe da e c'è un forte partito di estrema destra che è accreditato un 5%, quindi potrebbe entrare in Parlamento e superare il blocco, quindi c'è questa evoluzione. Però il Partito Socialista, voglio dire, ha avuto una parte preponderante anche negli anni del post 1989. Quindi tu dici che non 12 anni al governo, 12 anni al governo dopo il... Non c'è stata questa revanche contro i comunisti o questo occultamento del periodo comunista? Una maggiore maturità, ecco, nell'affrontare il proprio passato recente, una capacità superiore rispetto a quella presente in qualsiasi altro paese nel discutere. Cioè non è stato rimosso? Non è stato né rimosso, però c'è una capacità di essere oggettivi, ecco, nei confronti del proprio passato recente. In base a che cosa hai E d'altra parte non hanno notato. In base a cosa hai queste impressioni? Sì, ma in parte ha ragione, perché quello non ha... In base a che cosa hai queste impressioni? Parlando con le persone, vedendo, non so, ma forse, non so se si può... Sì, certo. Ecco, forse non può essere perché gli ungheresi non hanno mai avuto un'anima socialista, ma bensì conservatrice, no? Come stiamo dicendo che invece c'è direi appunto una tradizione sì, socialista, sì, socialdemocratica, operaia, eccetera. Sì,
discorso storiografico, però successivamente, almeno quel poco che io ho letto, sembra che il popolo ungherese non fosse mai Ma il popolo chi? Cioè, bisogna disaggregare il popolo di contadini, popolo, gli operai, il popolo la come borghesia, cultura, l'aristocrazia. il popolo come cultura non è mai stato, diciamo, fagocitato da un socialismo staliniano come gli altri paesi europei. Ha sempre odiato il sistema sovietico. Sì, beh, questo sì, ma la cosa appunto ecco, forse è proprio da queste radici che non hanno dimenticato come gli altri paesi satelliti sovietici. È per questo che forse c'è questo non dimenticare, no? Proprio perché no, lui dice che è positivo questo, è un fatto c'è negativo. una capacità appunto di essere Di riflessione, di riflessione sì, critica. appunto, no, a differenza della Romania, che si sono dimenticati, poi non si è capito bene, Abbiamo visto che ci sono si sono dimenticati, ma lì piani diversi. ieri non ho capito bene, perché da una parte si sono No, dimenticati, dice c'è due memorie che dall'altra invece i libri di storia allora ricordano. Allora, i libri di storia ricordano, il popolo non ricorda. Questo per quanto la Romania di ieri. No, ti dico subito, lui diceva proprio che c'è la memoria di pochi e la memoria collettiva che prendono due strade diverse in Romania. Esatto. Cioè la memoria collettiva ha ancora questa nostalgia nei confronti. Ma come mai si dimenticano? Come si dimenticano? No, anzi hanno interesse, cioè ricordano positivamente il periodo di Ceausescu, non si dimenticano. Ricordano che mentre in Memorial, Siget, eccetera, tutte queste fondazioni che invece mettono in rilievo la persecuzione, eccetera, invece questa è una memoria di pochi, è una memoria di intellettuali. Questo è proprio forse dal invece mio punto di vista è in chiarissimo. Ungheria, se non capito bene, Romania. e succede il contrario, no? In Ungheria non so adesso in particolare No, non cosa so, non volevo fare questo mi sembra che appunto ci sia poco, cioè considerazioni si possono fare, ma bisogna avere un po' di dati in mano, no? In base a che cosa serve. No, questi invece di Tronchi, ecco, mi sembra che sulla base di colloqui, di incontri che ho avuto, c'è una maggiore riflessione, cioè non c'è un oblio, non c'è una promozione. Ha ragione questo punto sì. Questo appunto non ho detto per quanto riguarda appunto il 56, il comune denominatore è proprio la frase Russia a casa, cioè appunto sono gli ungheresi appunto lotta contro il comunismo e il totalitarismo, ma soprattutto l'Ungheria, come anche oggi riconosciuta ufficialmente, la rivoluzione del 56 è riconosciuta ufficialmente come una guerra di liberazione dall'occupazione sovietica. Quindi era uscita, non è solo quello, è anche questo, non è solo quello. 3 anni fa ne abbiamo ovviamente parlato Appunto, di queste ma cose. anche non è solo quella di questo di un'idea socialista, diciamo, ma c'è anche questa componente dell'uscita dal patto di Varsavia. Ecco, qui entriamo in altro ambito, direi. certamente. Vabbè, comunque noi adesso dobbiamo concludere perché